alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, carità. Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti a Pietrelcina in provincia di Benevento. Al nostro arrivo abbiamo trovato una bellissima neve. Il comune si trova a 350 metri sul livello del mare e conta circa 3100 abitanti. Pietrelcina è conosciuta nel mondo per aver dato i natali a San Pio. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Pietrelcina! Questo paese è noto al mondo, e sapete perché? Perché è nato Padre Pio, altrimenti sarebbe un normale paese dell'interno dell'Appennino, bellino, carino, ma tra i tanti. Quindi ha avuto la grazia di avere nel 1887, il 25 maggio, la nascita di un fanciullo che poi al mondo è stato noto come San Pio da Pietrelcina. Egli nacque qui da povera gente, da gente umile. E sapete, la mamma era in campagna quando ebbe le doglie e poi corse subito a casa e partorì questo bambino che faceva arrabbiare il papà perché piangeva sempre. E quasi quasi dice: ma che abbiamo fatto? Un diavolo? E la vita è così strana ma anche meravigliosa. Questo bambino poi mano a mano si forgiava in una spiritualità, in un modo così straordinario che stupiva gli stessi bambini che giocavano con lui. E lui tenero giocava e poi si rifugiava in chiesa di Sant'Anna a pregare. E voi vedrete Vico Stortovalle, un vicolo piccolino, noi diciamo le case di Padre Pio, non perché era proprietario, perché in una piccola casetta era la cucina. Poi il papà, sapete, è andato come tutti gli altri in Argentina prima, in America dopo, e ha potuto comprare un'altra stanzetta, ma non sempre era vicina, per cui voi trovate delle piccole stanze in un borgo separate. E spesso era così nei borghi antichi o nei bassi di qualche città. E la famiglia era una famiglia ideale, era il paese, era la comunità. Lì ha compreso l'umanità, poi il mistero divino. Sapete che le prime stimmate le ha avute in un podere, dove appunto quella mamma che poi si recò per partorirlo andava tutti i giorni con i genitori. E lì ha avuto i primi segni delle stimmate. Lì il Santo Padre è voluto andare, dove lì c'è stato Gesù, diceva Padre Pio. Lì c'è stato il paradiso, la Madonna. Lì ha visto le visioni dei santi. Lì è un luogo pregno di spiritualità, una novella Betlemme. Infatti noi diciamo che Pietrelcina, chi la vuol comprendere, è la Betlemme e la Nazareth del percorso spirituale di Padre Pio. Per cui lui qui per 29 anni con alterne vicende è stato, e quando veniva da Morcone, perché era in seminario ed era ammalato e lo mandavano quasi moribondo, qui si ristabiliva, doveva stare qua. Per cui il luogo natio, le molecole che ha ispirato, l'aria, le amenità del territorio e la bellezza dell'umanità di questo luogo evidentemente dovevano essere essenziali perché le sue radici potessero sviluppare quel grande albero che è stato. E nella sua Gerusalemme, cioè San Giovanni Rotondo, la nostra sorella, ha potuto esplicitare il suo messaggio. Qui, non avendo nel corpo, cerchiamo di curarne lo spirito, speriamo di essere i custodi di quel messaggio che lui ha dato, e quindi non possiamo che dare suggestioni, emozioni, sensazioni, e quindi questo borgo deve rimanere così com'è, altrimenti perderemmo la nostra missione. Io vi posso solo dire di venire a Pietrelcina, di godere di questa serenità, di questa pace e questa interiorità, e portare ai vostri cari, specialmente a quelli che non possono venire qua, quelli che soffrono, un po' di questo luogo che induca alla serenità e alla convinzione che tutto sia transeunte e che poi avremo la finale ricompensa, ovviamente se la meritiamo.
Nella chiesa madre dove Padre Pio ha celebrato la sua prima messa andiamo a conoscere il parroco. Ci troviamo nella chiesa parrocchiale Santa Maria degli Angeli, però ecco Santa Maria della Libera, così la Madonna qui in questa chiesa è invocata dai fedeli di Pietrelcina e dai pellegrini che vengono in questa chiesa. Questa chiesa è anche il santuario diocesano San Pio. Ecco, San Pio è vissuto qui a Pietrelcina, ecco, soprattutto i primi 16 anni, quindi dalla nascita fino al termine dell'adolescenza, poi è andato nel convento di Morcone per essere frate e poi è ritornato un anno prima di essere ordinato sacerdote. Infatti fu ordinato sacerdote nel 1910 e in questa chiesa ha celebrato la sua prima Eucaristia. Quindi questa chiesa è importante per la comunità parrocchiale di Pietrelcina, ma è importante ancora dopo l'ordinazione di San Pio, la sua messa, le sue lunghe preghiere in questa chiesa e il suo servizio sacerdotale accanto al parroco Don Salvatore Pannullo. Aiutava il parroco, quindi nella celebrazione, amministrava dei battesimi, celebrava dei funerali, ha anche confessato un po', non troppo, desiderava tanto confessare qui nella sua chiesa, ma gli hanno sempre limitato questo servizio. Confesserà molto di più a Foggia, San Giovanni Rotondo, sempre sarà nel confessionale per dare il perdono del Signore. Ciò che faceva soprattutto qui era la preghiera, pregava tanto. Padre Pio diceva di se stesso: voglio essere soltanto un frate che prega, e così lo rappresentiamo in questa chiesa, nelle immagini che abbiamo di Padre Pio, in preghiera, una preghiera intensa, una preghiera estatica, ma possiamo dire che ancora oggi, Padre Pio continua a pregare con tutti i pellegrini che arrivano, con tutte le persone che entrano in questa chiesa, che raggiungono Pietrelcina, e invita a questo impegno importante che è la preghiera. Adesso con il presidente dell'Associazione Proloco andiamo a degustare i genuini piatti di Pietrelcina. Abbiamo preparato dei piatti tipici della nostra cultura e veramente abbiamo cercato quelli più tradizionali, quelli più semplici, quelli che si facevano un tempo. Noi siamo la Proloco di Pietrelcina, Maria e Clelia sono due volontarie della Proloco, Aldo è un altro socio della Proloco, oltretutto presidente storico della Proloco. Noi vi abbiamo preparato la pasta fatta in casa, che in italiano tutti chiamano cavatelli. A Pietrelcina si chiamano i cecatielli, è un piatto che si usava moltissimo per la festa, in tutte le case era anche il piatto più veloce da preparare. Da noi assume una funzione importante perché intanto insieme ai prodotti del maiale, alle tracchie che noi chiamiamo tracchiolelle, alla salsiccia di polmone, si prepara un ragù ed è il piatto tipico per esempio del carnevale. Poi vi volevo dire che comunque la nostra cultura, dicevo, è contadina, per cui i nostri prodotti tipici sono i lavorati del maiale, la salsiccia, il capocollo. In
particolare noi abbiamo il carciofo, che è la coltura madre, quella che ci ha fatto conoscere anche oltre la provincia di Benevento, tant'è che noi oggi ancora come Proloco proponiamo una sagra agli inizi di maggio di questo carciofo, che viene cucinato in vari modi, ma il modo più tradizionale, più importante per quanto riguarda noi di Pietrelcina è sicuramente indurato e fritto, cioè indorato e fritto, e poi il sugo, il ragù di carciofo, assolutamente con una tagliatella all'uovo fatta in casa. Un altro piatto che è proprio del periodo invernale, quando si ammazzano i maiali e si lavorano, quindi c'è bisogno del freddo, è la carne e pepazzi. È la carne del maiale cucinata con i peperoni messi sotto aceto. Il raffiolo ha una importanza fondamentale nella nostra cultura, perché intanto era il biscotto dolce salato tipico della festa. Il raffiolo è stato per esempio importante quando Padre Pio ha celebrato a Pietrelcina la prima messa, il 14 agosto del 1910. Dopo che ha celebrato la prima messa si è festeggiato proprio con i raffioli. E ancora oggi le coppie che si sposano a Pietrelcina portano in dono a ciascuna famiglia del paese questo prodotto. Da noi trovate il vino, anche se non è un vitigno autoctono importante, però è un buon vino da tavola. Noi produciamo tutto ciò che i contadini facevano normalmente, noi ci produciamo l'olio, i salumi, il formaggio, questi sono tutti prodotti che i nostri contadini preparano e che nelle nostre case trovate normalmente. Le noci è un altro prodotto tipico della nostra campagna. Pietrelcina, benché sia un paese piccolo, ha dei bei ristoranti che ancora preparano questi prodotti in modo artigianale e soprattutto con le ricette di un tempo. E allora che dirvi, cari telespettatori, noi vi aspettiamo a Pietrelcina, anzi ve lo dico in Pucinaro, veniteci a trovare a Preda Pucina perché noi vi vogliamo bene. Vi aspettiamo a Pietrelcina! Tutto il centro storico di Pietrelcina racconta di Padre Pio. Con rispetto andiamo a visitare i luoghi cari al santo. Ci troviamo nella zona antica del paese, la zona denominata Castello, perché una volta era un antico castello baronale. Certo, Pietrelcina, le origini risalgono ai Longobardi, ai Normanni. Abbiamo notizie certe però soltanto intorno al 1101 e questo era un antico castello medievale, tant'è che qui proprio vicino a me c'è la torretta così denominata, la torretta che per noi acquista un valore in più aggiunto perché qui c'è stato Padre Pio. Questa era la sua stanzetta, qui Padre Pio veniva a dormire ma anche a meditare e a studiare per prepararsi al sacerdozio. Tutta questa zona sorge su un costone di roccia calcarea denominato in dialetto la Morgia. E Padre Pio, infatti, a chi andava a trovarlo a San Giovanni Rotondo diceva sempre: mi raccomando, salutatemi la Morgia, cioè salutatemi tutta Pietrelcina. Ci troviamo nel vicolo, Vico Sottovalle, era una sorta di vicolo ma anche un'unione tra le varie stanzette. Ebbene, chi viene qui a Pietrelcina attraverso questi vicoletti può visitare la cucina della famiglia Forgione, perché il nome di Padre Pio era Francesco Forgione prima di farsi frate. Poi c'è la camera da letto dei genitori dove Padre Pio è nato il 25 maggio del 1887.
Continuando il percorso si arriva alla chiesa di Sant'Anna, una chiesa antichissima, anche quella una delle prime chiese di Pietrelcina, molto bella da visitare anche per una particolarità. All'interno della chiesa, oltre al fonte battesimale dove Padre Pio è stato battezzato il 26 maggio del 1887, c'è anche una botola in marmo dove all'interno venivano seppelliti i morti, quelli ovviamente nobili, mentre il resto venivano messi fuori le mura. Ebbene, una chiesa antichissima, una delle prime chiese, con avanti uno spiazzale. Lì Padre Pio è stato per tanto tempo, si raccoglieva in preghiera anche da piccolo e lì avvenivano dei fenomeni strani, noi li chiamiamo fenomeni mistici. Lì ha avuto l'apparizione del cuore di Gesù. Da questa chiesetta poi si prosegue e si può visitare la casa del fratello Michele. Il fratello Michele va in America insieme al padre e lascia libera questa piccola stanza. Padre Pio si trasferisce in quella casetta perché? Perché non riusciva più a salire le scale della torretta, perché nel frattempo aveva avuto le stimmate. E proprio queste stimate, che sono un dono grandissimo che il Signore gli ha dato, Padre Pio le ha ricevute nella contrada di Piana Romana, perché la maggior parte della gente di Pietrelcina per lavorare nei campi andava nella zona appunto agricola, che è a 3 chilometri da Pietrelcina e si sviluppa attraverso una via che adesso noi chiamiamo Via del Rosario, proprio perché quando Padre Pio la percorreva recitava sempre il Rosario. E si arriva in questa piana dove c'è una masseria. I coniugi Forgione avevano questo stanzone di campagna dove posavano gli attrezzi che servivano per il lavoro dei campi e a turno, soprattutto nel periodo estivo, quando c'era stato il raccolto, un figlio o qualcuno del componente della famiglia comunque restava a dormire lì. E quindi c'è questo lettino dove ha dormito Padre Pio. Qui non c'era un convento di frati cappuccini quando Padre Pio è diventato sacerdote e quindi il suo più grande desiderio era far venire una fraternità cappuccina in questo paese. Così, moltissimi anni dopo, quando una benefattrice americana, Mary Pyle, volle donare i suoi averi per fare qualche cosa per Padre Pio gli disse: costruisci un convento a Pietrelcina. E così nel 1926 fu costruita la chiesa e il convento annesso. E Padre Pio stesso volle che la chiesa fosse dedicata alla Sacra Famiglia. E annesso alla chiesa della Sacra Famiglia c'è il museo. Appena si entra si può vedere proprio la culla dove fu adagiato quel 25 maggio del 1887 e poi tante piccole cose appartenute a Padre Pio, a iniziare dal suo saio, dai paramenti sacri per la liturgia, ai manutergi, tutti quei fazzoletti, i guanti che Padre Pio ha usato per nascondere le stimmate, ancora intrisi di sangue. E poi c'è un'altra piccola particolarità. A Pietrelcina c'era un frate, Fra Modestino, che era diventato frate molti anni dopo, era molto più giovane di Padre Pio, era diventato frate che ormai era adulto, decise improvvisamente di abbracciare questa vocazione. Ebbene, aveva sempre chiesto a Padre Pio un regalo, un dono, un suo ricordo. Padre Pio non gli aveva mai voluto dare niente. 2 giorni prima di morire lo chiamò e gli disse: ti do la mia corona del rosario, da domani la reciterai tu per sempre. E Fra Modestino rimase sorpreso di questo gradito regalo, ma non pensava che di lì a poco Padre Pio sarebbe morto. E noi conserviamo nel museo questa corona di Padre Pio che donò proprio a Fra Modestino.
Continua il nostro itinerario a Pietrelcina, andiamo ad ascoltare Padre Fortunato. Il convento già lo conoscete, vorrei soffermarmi su un luogo particolare, su Piano Romana, un luogo che a me attrae moltissimo, che mi fa in un certo senso rivivere ciò che Padre Pio ha vissuto. Ogni volta che vado a Piano Romana mentalmente immagino Padre Pio sotto una capannuccia, come così troviamo nei suoi scritti, e immagino che il papà e la mamma stiano vancando la terra. E cosa è avvenuto in questo luogo che voi oggi vedete un po' anche modificato, perché c'è questa chiesa che non c'era al tempo di Padre Pio, questo piazzale non c'era soltanto un olmo, e per ripararsi si mette sotto un albero e quando si sente un po' stanco poggia la testa su un sasso. L'avremmo fatto certamente anche noi questo, ma in Padre Pio emerge qualcosa in più, emerge la vicinanza dei genitori, emerge che non stava bene, emerge che sente questo bisogno di respirare un po' d'aria pura, è quello che lui dice nelle sue lettere. Stando sotto quest'olmo, vicino a questa capannuccia, lui riceve le stimmate. Io puntualizzerei questo fatto, tutto è avvenuto lì. Le stimmate Padre Pio le ha avute a Pietrelcina, che poi abbia chiesto al Signore che queste stimmate, i segni esteriori, scomparissero e restasse il dolore. Ecco, Piano Romana, il passato, il presente. Abbiamo tanti progetti, vorremmo rendere Piano Romana, ma in modo particolare tutto il terreno che c'è dietro alla Cappella dell'Olmo, un centro di spiritualità, perché in questo luogo i fenomeni mistici si sono avverati. Padre Pio ha visto la Madonna, ha incontrato il Signore, ha visto San Francesco, e quando la gente viene qui deve tenere presente che il Signore qui è sceso in terra, il Signore si è mostrato concretamente a questo uomo, a questo giovane, e questo giovane che l'ha accettato fino in fondo. E quando andrà via da Pietrelcina nel 1916 ricorderà continuamente ai suoi compaesani, ma anche agli altri frati. Tutto lì è avvenuto, in questo luogo. Appena ordinato sacerdote nel 1977, io sono stato inviato a Pietrelcina e Pietrelcina mi ha riportato in un certo senso nei miei anni di seminario che ho fatto a Vico del Gargano, e il padre direttore disse: fra una settimana andremo a visitare Padre Pio, così ve lo faccio conoscere, e non vedevamo l'ora che arrivasse quel giorno stabilito. Finalmente la mattina del giorno stabilito andammo a San Giovanni Rotondo. All'improvviso si aprì questa porta e uscì Padre Pio. Ma non vi nascondo che appena vidi Padre Pio, lo vidi che camminava da solo, però aveva i guanti, aveva il mantello, incominciò a ridere, a scherzare, a toccare noi fratini. Venne il dubbio, dice: ma se questo è malato, c'ha le piaghe, c'ha le stimmate, come fa a ridere e a scherzare? Io, mentre attendevo il mio turno, dissi tra di me: appena bacerò la mano, gliela voglio stringere, voglio vedere che cosa mi dice. Sono stato un po' cattivo, Bene, arrivò il turno mio, io presi la mano di Padre Pio tra le mie mani, le mani di un bambino, e, abbassando la testa per baciargli la mano, i pollici andarono a finire sulla ferita centrale che io non sapevo, e gli strinsi la mano. E nello stringere la mano disse Padre Pio: guagliò, che mi fa male, là esce il sangue. Allora io mi sono un po' spaventato,
mi sono ammutolito e dopo che l'ho baciato mi sono un pochettino allontanato, facevo spaccio agli altri fratini, però con la coda dell'occhio guardavo Padre Pio. A un certo punto vidi che dalle sue labbra uscì un sorriso ed io ho letto quell'immagine, quella scena, quel momento come se mi avesse detto: non ti preoccupare. Ecco, questo è un ricordo molto personale che mi porto dietro e facilmente racconto, proprio per dire come questo sacerdote ha saputo non soltanto accogliere, ma ha saputo soffrire nel silenzio quella sofferenza che nessuno di noi vuole. Eppure lui spesso ripete: soltanto sotto la croce si impara ad amare, soltanto con la sofferenza si può capire il vero amore, si può capire l'amore che il Signore ha per ciascuno di noi. Pietrelcina vi aspetta con la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Pietrelcina e viva San Pio! Ciao!